Sicer se vidimo, ampak vseeno vstanem, tako mi je lažje dihati. Mi metto in piedi così che do il segno che cominciamo con l'evento, l'incontro e l'ascolto della poesia che viene da un posto recondito della nostra regione, dalla Val Resio. Iz Rezije prihaja Renato Kvalja, ki je v našem prostoru pravzaprav znan in cenjen kot izredno avtentičen in poseben glas v slovenski poeziji. È un nome di prestigio anche con il premio nazionale Presciren dell'anno 1986 ormai. Ora si è presentato agli estimatori di poesia sloveni con il secondo libro nella lingua letteraria, druga pesniška zbirka tudi v slovenskem knjižnem prepevu je išla v avgustu, se pravi je sveža in nosi naslov Zeleni okriši, zelene krošnje. Izdala je Slovenska matica kot ena najstarejša slovenska založba in tudi znanstvena ustanova, kar je tudi še posebna pozornost do Renatove ustvarjalnosti. È stato pubblicato in questo suo nuovo libro, Le chiome verdi, sarebbe in italiano Zeleni okriši, dalla Slovenska matica di Lubiana, la più antica casa editrice ma anche società scientifica, di ricerca scientifica in Slovenia attuale. Il resiano è non solo un dialetto ma è anche una lingua letteraria che ha prodotto anche dei suoi libri, il catechismi e altre cose, così che ne siamo coscienti che è una presenza, un'esperienza particolare, molto stimata anche a livello internazionale per le sue specificità linguistiche, ma per noi oggi è importante perché è un modo di esprimersi, ma anche un modo di vedere e incidere nel mondo moderno e attuale in una maniera molto forte di Renato Kvalja. Renato Kvalja, ecco, qui poi mi fermo e passo la parola al mio collega poeta De Denaro. Renato Kvalja je dopolnil v letošnjem marcu, ampak takrat so bili covidne zapore in za tega tudi nismo mogli nič ne s knjigo, ne s čim javnim, je dopolnil 4x200 let. To se tako po rezijansko reče, 4x200. Renato. In marcu si dopolnil 4x200. 31. marca. Ecco, to je poseben dvodecimalni števniški način izražanja, poseben za rezijanščino kot zelo arhaično obliko, pač tudi v teh pojmih. Roberto, io ho detto che il 31 marzo Renato ha compiuto, anche Mercù lo sapeva, 4 volte 20 anni. Ecco. Lì facciamo le feste oggi
perché prima non si poteva. Hvala lepa za to, da ste prišli in da boste doživljali to naše prebiranje, predvsem seveda bratenje v imenu poezije. In drago mi je, da tudi pri tem, da na svoj način pripomore Roberto De Denaro. V tej zasedbi smo se srečali že leta 2019, ko je bil sprehod pod Repentabrom in takrat je Renato Quaglia prebiral nove pesmi in takrat je tudi nastala taka zamisel, da je potrebno tudi z novo knjigo na dan. Roberto. Allora, grazie Marco Cravos, buonasera naturalmente e vorrei anche ringraziare insomma gli organizzatori di questa serata perché mi dà l'opportunità di stare vicino a due persone insomma che sono due amici ed è sempre bello farlo. Renato Quaglia è un poeta straordinario, dopo cercherò di spiegare perché questo aggettivo che molte volte si usa così anche a sproposito, in questo caso invece è a proposito, e viene da un luogo che è straordinario, che è la Val Resia, che pone tutta una serie di problemi che sono derivanti dalla sua ricchezza, cioè per uno storico della letteratura, per esempio, come va considerata la letteratura resiana che si produce in Resia? Come una variante della letteratura slovena, come una variante di una letteratura alpina, perché ci sono poi dei rapporti con altre culture alpine, come una variante, diciamo così, di una lingua minore della letteratura italiana o subspecie friulana e così via. Come voi capite sono delle questioni che da un certo punto di vista sono leziose, ma sono poi anche delle questioni molto utili quando si vuole in qualche maniera anche per ragioni di studio inquadrare un fenomeno, no? La Varresia poi con la sua straordinaria ricchezza culturale in diversi campi poi ha sempre rappresentato poi un'area su cui si sono un po' aggrumate delle ipotesi diverse, no? Delle ipotesi diverse, su cui magari anche Renato dopo avrà voglia di dire qualcosa, no? Ma ricordo a questo proposito poi la lezione di Paolo de Mercoux, insomma la lezione di Paolo de Mercoux che ha insegnato a tutti noi che che eravamo italianofoni, in qualche modo ci ha insegnato che la lingua che si parla in Resia è una lingua che fa parte dell'universo delle lingue slovene, insomma, innanzitutto, no? E quindi che nel momento in cui abbiamo dei problemi di tassonomia, di classificazione, dobbiamo guardare in quella direzione là, insomma, per costruire un possibile sistema. Noi oggi poi celebriamo in qualche modo, no, l'uscita di un libro che è quello di cui ha parlato prima Marco Cravos, ma in qualche modo va segnalato anche il libro che è a disposizione del lettore italiano, quale io sono, per esempio, che è uscito nel 2018, edito da Campanotto, che è Presagi, che è una raccolta che credo si possa reperire, insomma, ancora oggi, che contiene poesie dal 1985 al 1989 e che è il riferimento del lettore italiano. Perché Renato Quaglia è un autore straordinario?
Beh, innanzitutto perché usa questo, vorrei solo dire due parole, sono essere molto rapido, perché poi siamo qua per sentire le poesie, perché poi la letteratura è fatta di un materiale che sono i testi, insomma, e non delle parole intorno ai testi, che sono due cose diverse. Innanzitutto perché usa questa lingua straordinaria che è piena di echi, che ha qualcosa di profondo, di arcaico e di legato a un mondo naturale e contadino o pastorale che non c'è più in qualche maniera, no? Di cui tutto questo è come un eco, ma lo è anche perché la sua è una poesia che lui stesso definisce una poesia sciamanica. Vorrà forse lui stesso dirci due parole di definizione del termine sciamanico. È una poesia fortemente collegata a un'esperienza religiosa di un certo tipo di religiosità, per l'appunto, che ha pochi paragoni in Italia e nella produzione poetica contemporanea, direi in generale, e quindi che rappresenta in qualche modo un unicum, penso sicuramente dentro la produzione regionale in qualche modo, e che ha pochi paragoni. Io penso a Hopkins, un poeta inglese del Novecento, che è il nome che mi viene in mente, forse uno sproposito, bisognerebbe lì un po' indagare, e tutto questo rende questa scrittura straordinariamente interessante, no? Adesso io mi fermerei qua e darei la parola a Renato, pregando di leggere ma di dirci anche due parole su questa definizione di poesia sciamanica. Ecco, dirò due parole sole. Sciamanico. Dimentichiamoci le corna, dimentichiamoci le maschere, dimentichiamoci tutto il folklore che si è costruito attorno a questa dimensione. In due sole parole. Sciamanico significa respiro profondo. Respiro profondo in collegamento col respiro profondo di ogni essere, sia animato, come usiamo normalmente definire, o inanimato, ma respiro profondo dell'universo, oppure addirittura dei multiversi, che il respiro profondo del vedente, cioè lo sciamano, riesce a percepire e mettersi in contatto e distribuire gratuitamente, inconsapevolmente a ciascuno che ancora in questo contesto storico si sente, si percepisce come vivente. Inizierò con una poesia, appunto, che si richiama allo sciamano. Kuzlec. Skira nesmörja naroba, pikasha muejta knuta. Vilizel sy ty kuzlec, anuris lizel. Najujszy czas zase pokazać si zbral. Le, že od ruda zbron si bil. Kate čaka tu tarco, tabe voda luta žignana. Coca-Cola. Kaštjeta misli do mosta, Kalio zlio považuje. Povadnje moste zanošajo, njile so, lije vse. Kapa tu jispe, zadavje njonje, slane pepel balana.
Tulio vëtravi na po të zasmijon se zamuknane, pëtne se zadyshjane, kako bosh ty dusho tezal, ty kuzlet jasën zhyu, do i roża, tu kryo na močen kro. Da nona Basida, tu tin trgu ka poznaš, ma ne pozna te. Žignan si ti kuzlet, lid tu pyš, skale drubiš. I tuka slana, črna, trda, nuť krčita, ništite vide. Niden te posluša, ma istës tua dusha unotjen dirži i si din. Shamanu. Da quale smisurato abisso, mai pensata cima, emergesti tu, sciamano, discendesti. Fra i tanti tempi il peggiore ti scegliesti, o da sempre fosti dato a quest'ora? Che t'attende nella brocca acqua di nube benedetta, Coca-Cola, e aggiungete voi tutto il resto. Che ancora sul ponte congiungente riva a riva, ricorrenti montagne travolgono i ponti, argini assegnati ad erosione. E che ancora nell'intima cucina, strozzato il fuoco, acida cade cenere. Ulano i venti sulle strade squassate di risate, di sudori marce, d'angosce vai e vieni. Come tesa terrai la corda del respiro tu, sciamano frassino stormente, garofano di monte, pane nel sangue intinto, irrisa, dannata parola. Nel mercato che ben conosci e lui t'ignora. Benedetto tu, sciamano, che gelo sciogli e spremi il sasso. Dove le brine la nera dura notte scricchiano, nessuno ti vede, alcuno t'ascolta, eppure il tuo spirito acceso ancora tiene questo giorno. Dve besediše da tudi ko je v Ljubljani v atriju Renato Kvalja predstavljal zbirko in bral to pesem, so zazvonili zvonovi. Zdaj ne vem, če ima tudi, očitno ima neko moč njegova beseda. Naslov pesmi je Kuzlec in tako se je reklo pri njih doma, hiši. Hiša je bila pri Kuzlecovih. In to je bila materina hiša in Kuzlec pomeni v rezjanščini, pa tudi na češčini, v kakšnem drugem slovanskem jeziku, vrača zagovarjavca vedeža. In mislim, da je tisti šaman, torej že kar lahko tudi kot Kuzlec
v slovenščini ostane. Katera neznanska votlina v nedrjih nedosežne gore te je izlegla, kuzlec, te med nas zanesla. V hudi čas prihajaš, da se nam izkažeš od zdavnaj za ta čas izbran. Te čakajo vrči z blagoslovljeno deževnico, v njih Coca-Cola. Kaj se z mostom dogaja? So kamni še sklenjeni v lok, povodni mostove spodnašajo, kamni so vsi skrhani. Kaj se v hiši dogaja? Pod pepelom iz bele soli se ogenj duši. Veter zavija prek cest, reži se jim glavo meša, odreja potenje, garanje, sopenje. Kako boš sapo zajel, ti kuzlec iz rodu jasnovidnih, ti divja zel, ob kruhu, ki je s krvjo umesen, z besedo, ki je prekleta v mestu, ki mu vidiš v obisti, ki tebe videti noče. Vsa čast tebi, kuzlec stari, led topiš, skalo drobiš, vse je v ledu, nad vse pritiska črna trda noč, tebe nihče ne vidi, nihče ne sliši. Pa od tvojega diha se znova in znova dan prižiga. E la domanda che volevo farti, Renato, è: sono questi veramente i peggiori tempi per lo sciamano per apparire, per presentarsi? Questi o questo, perché è la sensazione forte che sento dal profondo, che siamo arrivati quasi al limite, al confine. Dove la parola? Dove la parola in questo bailam di parole che ormai non dicono niente? Dove il respiro soffocato da 1000 voglie, soffocato da 1000 immagini, soffocato da 1000 impulsi, 1000, ancor 1000. Dove? Dove la vita? Finito il respiro, la profondità del respiro, si perde il contatto con l'universo. Con questa immensità, con questa parola viva, continuamente rinnovata. Per questo, rispondendo alla domanda, vorrei entrare nel secondo e più profondo ancora elemento che è proprio a tutti noi, il doppio, il nostro doppio. Questa dimensione nostra che emarginiamo, teniamo lontana, che esorcizziamo, di cui non vogliamo sapere, perché ci dice sempre la verità. E allora la seconda poesia sarà, in resiano il titolo Ognolcic Czarny, angioletto del mio doppio. Po sobie Ognolcic Czarny nustlačen, vsaki din prag od moj dur braniš ti, vsako noč v kyto sanje me plateš.
na tipo jutrnji albi, ano tiž večerní. Bajáš ty mle, zubaš mle. Or te prve krive nučine injaš, sidi tukama, već ka ta trda nuť škurva ona. Anjulčit môj, nag, ves črn, tej ma duša, nag tej ma dobruta, rudi par, rudi nu, mali tej ma luna, valak tej nabasida. Anjulčit črni, jabla živa s miljen jasen, mimo konju po vode držiš, korade abetel da tjanen, ci siamo ormejule tikaj. Slide tanuse rizdivaš, rope od moj nog odbratavaš. Anjolčit črni, ognjeto stanje, tukaj nezmrjane noti neznonja, nutar na križaca vetre vse spravljaš, nu pa žavaš. Angioletto del mio doppio. Angioletto del mio doppio, rimosso, rinnegato, mai cessi di vegliare sulla soglia. Lungo notti intessuti sogni tu proteggi, sul filo dell'alba e nella montante notte mi prendi in braccio e con nenie vere tu mi culli. E sulla sviante abbagliante luce l'occhio veli, poiché più del buio essa arreca danno. Angioletto deprivato è tutto nero, nero come il fondo del respiro, nudo come il baleno del godere, sempre fedele nello stare e nuovo nel tuo darti. Piccolo come la mia luna, potente come la parola. Angioletto del mio doppio, amante melo, fremente frassino, il morso metti al cavallo del mio io, quando vorrebbe che Canin attraversasse la cruna del mio ago. Ovunque passi, semi spargi e maturi, sull'avanzar del passo districhi i nodi. Angioletto, tutto nero, presenza ardente, nell'inesplorata notte del non vedere, sul crocicchio che venti attrae e rappacifica. Czerny angelček, zapuščen in nebogljenci, angelček črni. Čez dan mi na pragu stojiš in me braniš, čez noč mi v kito sanje pleteš, ob svitu me v naročje vzameš, me ob zari večerni zaziblješ. Oči mi od hude luči zastreš, saj luč bolj kot trda tema vse spridi. Gol si, angelček črni, čez in čez črn, kot moje srce, kot moja duša si gol. Pa tudi svež in nov, rahel kot mesečina, mogočen kot glas beseda. Angelček črni, ti jablana bujna, jesen moj mili,
Ti mojega konja, ki bi najraje za kaninu šel, vodiš na povodcih skozi uho moje šivanke. Znamenja puščaš čez hrib in dol, z nog mi okovje razklepaš. Sredi neznanske noči mi angelček črni naznanja čas ognja. V križacih na razpotju vetrove med sabo krotiš in umirjaš. Allora, ancora una domanda. Nella tua poesia gli animali, no? Il mondo naturale, in modo particolare gli animali, gli alberi, hanno un ruolo molto grande, no? Molto importante. Cosa sono quindi per te? Ma come ho detto all'inizio, domanda estremamente opportuna. Mi sento con ogni essere vivente, mi sento non immerso, è un rapporto, è una relazione profonda, dove percepisco che lo spirito di un albero è molto vicino alla mia anima, è quasi connaturato. Perché sia l'albero che io siamo in rapporto con tutto, con le pietre, che forse voi non sapete, sono maschio e femmina anche le pietre. Con tutto ciò che vive, anche le pietre vivono. Tanto è vero che anche nel Vangelo il Maestro disse: se taglieranno la lingua a me saranno le pietre ad urlare. Sono forse questi i tempi? Chissà. Questa è una poesia che userò un termine, che è bene fare una discriminazione su queste due cose. Ci sono due, lo scientismo. Noi siamo invasi, pervasi, inondati, perseguitati giorno e notte, minuto per minuto, secondo per secondo, da questa orribile parola, scientismo. Amo la scienza come anelito alla conoscenza della profondità, della verità dell'universo. Odio lo scientismo che vuole imporre la fede, che la scienza non impone. E allora io dico e dico, che ne sai tu? Che ne sai? Ca vistu, admiro, Gud ei oberasta od ströka ude ureris bua, od vötru, ka krua sömana nanashajo, od trgo ka svesune požerjajo, od te pojutranje albe, ka od taza oblazom majitja, od sunca, ka luno pučnel podit, ka viš ti. Kako plöve bomo šli, či za cimbule noge tikajo, či makoj drg roke mišajo, či duša sedjalata na štont, či du od pačav tupjem leži. Či ti, ki vi okina dure žaklostral, a noi ti, ka na vi, ta na ulici blačata. Ka viš ti. Nuť, trda nuť, soma
se vide, se vi, se nabira, ano, ne pošlušana, nam priti. Che ne sai tu? Che ne sai tu dei muri che come funghi crescono, dei tetti che tempeste abbattono, dei venti che sterili semi disseminano, del mercato che figli e figlie divora, dei primi lucori dell'alba che da occidente beffarda occhieggia, il rovesciamento, l'alba da occidente. E della luna che il sole sta scacciando, che ne sai tu? E come potremmo reti intrecciare se dietro a feticci corre il piede e mano solo sterco sa misciare? Seppure il respiro vien gettato sulla spiazza e lo spirito nel pozzo affogato giace. Se di conoscenza il portatore porte e finestre ha sbarrato e chi non sa blatera ammanendo litanie. Tu che ne sai, solo notte, dura notte, tutto vede, tutto sa, tutto al vaglio passa e disattesa ammonisce. Kaj veš o tem? Kaj veš o tem? O stenah, ki vse povsod rastejo, o strehah, ki jih divja jaga podira, o vetrovih, ki slabo seme znašajo, o mestu, ki svoje otroke požira, o jutranji zari, ki od zahoda z oblazove vstaja, o soncu, ki luno odriva i soj odreka. Kaj praviš o tem? Kako bi nas brala še plat zvona, če noge za prividi begajo, če po govnu roke brodijo, če je duša na prodaj blago, če se v vodnjaku naš duh utaplja, če modrec zapahne okna in vrata, če blebeta na Vaški gorici prazna glava. Kaj praviš o tem? Samo trda noč vse vidi, vse ve, pa zaman kliče nas in zbira. Allora, prima di iniziare questo incontro noi abbiamo così parlando, tu mi hai fatto riflettere su questa tua esperienza, no, di vita in eremitaggio per 17 anni in un luogo, per gran parte dell'anno, in un luogo isolato della Resia, e hai detto una frase che è molto significativa, che quello non è la vera solitudine, no? Non è, forse la solitudine appunto si vede di più nelle città o dove ci pare poi di essere invece circondati da presenze, no? Allora, su questo ti chiederei ancora, e poi ho visto che la prossima poesia che tu leggerai si riferisce al ballo resiano, no? Che come tu mi hai detto è un ballo sciamanico, e quindi anche su questo se ci dici due parole. Ecco, questa
questa esperienza lunga di 17 anni in perfetta solitudine. A questa esperienza io ho dato la parola Jödaje, che in resiano significa luogo appartato, luogo ricco, luogo dove nascono i faggi, i piccoli, quindi la ricchezza. C'è anche qui un equivoco tremendo che veicolano certi strati della nostra cultura, cioè la confusione tra isolamento e solitudine. Il contesto nel quale noi viviamo produce isolamento e lo proviamo in questo anno e mezzo, lo abbiamo provato tutti. Che cosa vuol dire isolamento, distanziamento? La solitudine è un'altra dimensione. La solitudine è la radice sulla quale cresce, si sviluppa, matura e dà frutti ogni relazione. È l'inizio della relazione più ampia, che abbraccia tutte le razze, che abbraccia tutti gli esseri, che abbraccia gli universi, dove non ci si può mai sentire soli, dove solitudine è sinonimo di contatto universale pieno, ovvero di eternità, dove il presente è eterno. E questo mi congiungo alla seconda, che è collegata, cioè questa danza resiana come nasce? Nasce negli stavoli, nasce in solitudine, dove una persona comincia al violino, prima nell'antichità con la zampogna, a modulare le note su cosa? Sul ritmo del vento, sul ritmo e la musica lontana dell'acqua, sulle violenze delle montane, sullo scrosciare dell'acqua, su questi elementi. E qui nasce la danza resiana, che è una danza coinvolgente perché è nata proprio, nasce dal contatto vivo con gli elementi. E allora anche qui la relazione. Tanapowalu plese platewa. Nanitomi mi depletami sinca nuluc selovita, novička ma. Tanamilza citirauci sima jutjajo, da ke kako anokada bova utrupnula. Na totinko narezajo, da kako kada spet bova šla vsak po svoje. Na to tolsto tiskajo, na domovu naju obratec spet. Rožica ma. Ples naju ključe, naju cuka, zavažuva, odvežuva, novička ma, rožica ma. Su assiti di pino balli intrecciamo, su fili, tra le anse, chiarori ed ombre si rincorrono, amata cara. Sul desco lassù i violinisti ammiccano dove, come, quando. Nel battere i piedi sfioreremo e sulla corda più sottile incidono, come e quando ancora, strade inverse prenderemo. E sulla più grossa premono per ancora verso casa ricondurci. Amata mia.
ballo ci chiama, ci sospinge, ci lega, ci dislega, sposa mia, amata mia. Ples. Čez pot tesan se v ples spustiva. Ob strunah med zgibi in krogi se dan, se tema pretikata, nevestica moja. Zodra si godci pomežiknejo, se kdaj, se vendar kje ujameva. Na visoko struno ubirajo, ko treba bo narazen, kot da bi vsak po svoje šla. Na nizko struno poprijemajo, ko spet se zbližava, se najdeva. Rožica moja. Ples naj ugrabi, priganja, naj se mu predava. Zdaj naj uveže, zdaj spet razveže. Rožica ti, ti nevestica moja. Ja, zdaj mislim, da je v ta Slowfest bil tudi malo v znamenju ljubezni in zato bi, mislim, speljali ta naš nastop, ta naš dogodek in to srečanje s poezijo v tak srečen ljubezenski kotiček. Naslov tej pesmi je Tina in zdaj rabiš vodo. Tina, lepa mata Lazava, najlepša, uredna roža zame ti. Da me te napikajte, ložal te bom noter v verine. Da sonce te na porusej, ti uredil bom den lepi buk. Da luna te na postarej, z vodo tvojo rudino, čisto vso bom te pomil. Sem mil, no lepo rožico, štej ta me pustila. Kan jöket jambo šel, von pradju rudo, zatjanen. I to niš ti špejal me ne bo, to niš ti ne bo me čol, ma koj voda taju rudina. Amata Tina, figlia della radura, il più bel fiore prezioso fra tutti, tu per me. Che le mosche non ti molestino, un riparo ti farò con cristalli di Boemia. Che non t'annerisca il sole, crescerò un frondoso faggio. Che luna di rughe non ti segni, con acqua di Ioruda ti aspergerò. Un fiore rallegrava il mio giardino ed ancor quello se ne andò. Dove andrò a spremer pianto? Nella sorgente di Ioruda, dietro al canin, lì non occhio spierà, non orecchio origlierà, solo l'acqua di Ioruda. Prelepa pot, ta pot čez las. In ti najlepša rožica, ki vredna si,
da te živim. Da te muhe ne popikajo, pokrijem naj te stekelcem. In da te sonce ne ožge, ti posadim to lepo bukovje in da pod luno ne zveniš, umijem ti obraz, telo, še z vodoto Jurudino. Imel sem lepo rožico, zdaj je odšla še ona proč. In kam naj grem, da zjočem se? K izviru bom Jurude šel, tja za Kanin. Tam videl me ne bo nihče, tam slišal me nihče ne bo. Le voda ta Jurudina. Hvala. Adesso credo che siamo arrivati a quel punto che c'è in tutti gli incontri in cui si chiede al pubblico se vuole intervenire, fare una domanda, fare un intervento, dire qualcosa, esprimere la sua opinione o non so. E quindi io lo chiedo a voi perché sento qua c'è un basso tuba un po' incombente, non so cosa significa questo, se sono le trombe del giudizio o meno, non so, questo, ma sono coincidenze. Va bene, per cui chiedo appunto e offro il microfono a chiunque volesse dire qualcosa. Non si sente niente, non si sente niente purtroppo. Grazie. No, penso che abbia colpito un po' tutti. Che c'è più vicino. Ecco, il fatto dello scrittore, la sua esperienza dei 17 anni passati in solitudine, ma la sua solitudine come l'ha vissuta? Cioè è stato un qualche cosa che la sentiva dentro, presumo, perché se no non l'avrebbe fatto, ma era una posizione isolata dal resto del paese, non lo so, oppure era perché era solo del tutto? Tutte e due le cose. Ah, bene. Cioè aveva Molto, proprio molto. bisogno di stare da solo per creare qualcosa. Certo, Bene. cioè la solitudine è creativa. Io ho ereditato da mio nonno questo stavolo e l'abbiamo riattato e organizzato come eremo. Quindi c'è la biblioteca, c'è lo studio, c'è la meditazione, c'è il lavoro. Io mi alzavo alle 3 del mattino all'alba a giugno per falciare e falciavo fino alle 9 del mattino. Alle 9 del mattino cessavo, facevo la colazione e poi facevo le mie cose, studiavo e riprendevo il lavoro dopo le 5. E quindi solitudine cosa significa? Veniva della gente e in quel momento si condivideva con queste persone che venivano tutta la ricchezza loro, nostra, eccetera. Però non è che il luogo solitario faccia sì che tu sia in solitudine. Può essere una dannazione, può essere un isolamento. In quel momento lì subentra un sentimento
che è il sentimento orgoglioso di io sono bravo. È quello che taglia. Non c'è più rapporto con le cose, non c'è più rapporto con le persone, ma comincia, diciamo, questa prevaricazione. Io sono più bravo di te, perché sono riuscito a fare cose che tu non potresti fare. E questa è la maledizione del luogo solitario. Ah, grazie, molte grazie. Vorrei dire che la solitudine si sente anche in città. Ora vivo in città. Non per questo meno mi sento eremita. Renato, zdaj bi povedal še to po rezijansko ali po slovensko, kar si zdaj povedal o plodnosti samote in zbranosti samim seboj. Jaz sem te videl na tvoji planini, sem te srečal in si me tudi seveda na en način sprejel, po drugi strani ti skoraj nisem mogel do živega v tej svoji, bi rekel, zbližanosti z nekim vesoljem. Ampak zdaj bi želel, ker mislim, da se nam čas in ta ura 60-minutna izteka, če bi še vseeno nagovoril v rezijanščini. Ker mislim, da je tudi še kak rezijan tukaj, ki bo gotovo, torej rezijanov, ki govorijo svoj jezik, je morda 1000, morda kaj več, ampak dosti ne. Ampak vseeno se mi zdi, da je tako dragocen ta jezik zemlje, jezik kruha in jezik duhov, jezik rožice. Ta rožica je v rezijanščini, dovolite mi, da sem tako oseben zdaj in iz svoje tega bratenja s to poezijo sem tudi že malo res okužen. No, ta rožica je res nekaj posebnega. Velja za vse spole, moški, ženski in srednji, in zaobjema ne samo ljubezensko razmerje, ni opredeljena s tem, ampak razmerje do doline, do preteklosti, do prihodnosti, tega duha, ki se obnavlja in ki prinaša ljudem tudi nek smisel dihanja, hoje skozi čas in premagovanje vseh zadreg, tudi seveda osamljenosti oziroma, ti si rekel, izolacije, v katero smo bili potisnjeni, smo potiskani, ampak to ni bilo obdobja v človeški zgodovini, ko ne bi doživljali take izolacije. Tudi povojna leta v Reziji so bila taka, ko ste kot Rezija živeli in bili primorani v neko izolacijo, tudi v neko, kako bi rekel, morečo molčanje, ampak vendarle izolacija pomeni, da so neki otoki. In tudi danes smo se tukaj znašli v nekem arhipelagu, kjer so otoki razpostavljeni v nek zaliv in se srečujejo in živijo drug ob drugem, ampak tudi tvorijo neko ugoden ambient, neko okolje, v katerem je tudi življenje ne samo možno, prijetno in tudi seveda vabljivo. Dolinina duša, od rude roža sem bila, vonte vrožone oblačijo me. Vuže, ano vuže pujen, pobile jesijen, morinine vode rade me zibajo.
Ponosny kciurupiti erstlagasti krvi, slane dame pope nadivajo. Na oko stojte, toplovna štrija, birmana koža, horka no mora. Po kože na nje vuje se udałam, po štriji za kuring razburjanja, na Pikašu po mori je tjopfajałam. Tej saje tu vetru norca sedilan. Od srca gozdiť, onje vitauan, sunce se smije, vse moltre pravonja. Glave ponosne ol plesu uberade me skidali. Zavoj oka, bolne slide pušťuva, podujače maščesane lase, račo nazubila. Platance na kupe platen, maratini zaudržat te mufaste since, najete stiseni jadic. Jastičista vodna vse lase urožone, pod polno luno s faroniko plešem, pojutranja rusa nogice nama baja, rože pognavova, otrucen na prag sadja nadivava, rude pred mlu, domina na pot, jasna se preda. Da pa počasu se gnile, zaropane voje, nadivan pod kap. Jurave moj vond, punčeko jadec mu krilo, ravna ma pot, ognjeta stopa, tesnega vetra basid ne posluša. Žvahoko vide, potokov praveć, monikerja vodeh, faronik so polne orice, manine faronike. Vije mi šopatja pred srcem zuba mesne. Me rusnaste slide, šlivotje ludine plese. Na vasuce ponotjer sijen, sunce vse lije pomljuva, žvačernje vitrčet jubi mesne. Moko, mliko, vino, vitauan in zamlete patje. To se virus neznane, za te žeto sajone, bogate obede, za štirice sinitje faronike. Knjigo si lahko kupite, tam boste prebrali knjižni prevod, lahko si pa tudi nabavite tisto izdajo, ki je šla pri Kampanotu, čutja, prezadži, in seveda tudi boste imeli Renata Quaglio pri roki. Z njim boste lahko odganjali vse viruse in priklicali v svoje sanje in svoje vsakdanje rožico. Rožico iz Rezije. Hvala lepa za pozornost in še ob kakšni drugi priliki nasvidenje. Morda bodo takrat tudi godci iz Rezije in bomo zaplesali na njihove viže. Hvala lepa.